Marca prima provincia in Veneto per sequestri di chetamina, boom di droghe sintetiche, l'allarme del CEIS, aumento dell'aggressività e c'è anche l'abuso di psicofarmaci per aumentare le prestazioni a scuola. Grazie all'ex guardia giurata che spara ucciso il bandito in fuga, entro sera l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, la scarcerazione a giorni, la moglie Franca, Massimo non ci credeva. Omicidio Ceschina, a parlare nell'udienza di oggi Sergio Lorenzo, presunto organizzatore del delitto. Il marito non voleva che Margherita fosse toccata, dovevano solo spaventarla. Nel pomeriggio a Montebelluna i funerali di Riccardo De Anna, morto nel tragico incidente in montagna sabato scorso, oltre 300 persone per l'ultimo saluto. Le violente grandinate di ieri sera sulla Marca hanno colpito anche la sagra di Castelminio di Resana, paura tra i presenti, mai visto nulla di simile, dicono. Sono stati mesi difficili, ma un anno passa in fretta e continuerò la mia attività. Lo storico voto della CGIL parla della bufera per il caso del cumulo stipendi che ha portato il sindacato a decidere nella sospensione. Si avvicina il fine settimana alpino per Montebelluna e tutta la sezione di Treviso, 3 giorni di eventi a partire da domani sera con il concerto che Antena 3 trasmetterà in diretta. Assegnati a Spresiano i mondiali di ciclocross 2029 che si svolgeranno alle Bandie, la soddisfazione della comunità di tutta la Marca sportiva e non. Un Papa inatteso da Venezia a Treviso a Belluno, una mostra itinerante sulla vita e l'eredità spirituale di Albino Luciani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano il quadro nerissimo tracciato dal CEIS di Treviso. Oggi consumo di sostanze stupefacenti dissociative, Treviso prima in Veneto per sequestri di chetamina. Le droghe psicoattive rendono gli assuntori violenti e aggressivi, sono per lo più giovani e giovanissimi e preoccupa l'abuso di psicofarmaci per migliorare le performance scolastiche e anche stare meglio con se stessi. Questo è il primo servizio. La chetamina a Treviso ha un ruolo preponderante, cioè abbiamo visto che rispetto alle altre province, la provincia di Treviso effettivamente ha una diffusione maggiore di questa sostanza. Sostanze dissociative come la chetamina al centro del focus voluto a Santa Caterina dal CEIS, ed è proprio la Marca trevigiana con l'elevato numero di sequestri, nettamente superiore al resto del Veneto, a far scattare l'alert. È pericoloso proprio per gli effetti dissociativi che questo stupefacente crea, per gli effetti allucinogeni, per gli effetti sulla sfera psichica dei giovani utilizzatori. Enorme diffusione di cocaina, dicono gli specialisti, e cannabis con elevata percentuale di principio attivo, ma sono le sostanze psicoattive e i mix a preoccupare. Noi riceviamo campioni biologici da 20 ospedali, quindi della zona di Treviso, di Venezia, di Rovigo, in relazione agli incidenti stradali. Circa il 20% dei soggetti coinvolti in incidente stradale è positiva per alcol, tra l'altro con alcolemie relativamente abbondanti, e circa il 10% è positivo per stupefacenti. Di questo 10% la parte più importante è rappresentata da cocaina e cannabis, quindi una forte disabilità, una forte propensione a creare appunto difficoltà alla guida e quindi a essere coinvolti in incidenti stradali. Le droghe del passato, vedi l'eroina, annichilivano, spegnevano l'assuntore, le sostanze dissociative ne tirano fuori il peggio. Abbiamo notato che l'uso di queste nuove sostanze rende una maggiore aggressività e una maggiore imprevedibilità. Questo chiaramente ha un effetto anche sulla guida che rende più pericoloso lo strumento dell'auto. La ricercatrice Sabrina Molinaro ha puntato l'attenzione sull'uso di sostanze nella fascia 15-19 anni. La generazione Z, dice, passa da uno stupefacente all'altro, ma non va sottovalutato il consumo di psicofarmaci senza ricetta. Parliamo di un 13-15% di studenti con una prevalenza fra le ragazze molto più alta rispetto a quelle dei ragazzi. Questo secondo me è un campanello d'allarme importante. Quando chiediamo ai ragazzi perché fai uso di psicofarmaci per l'attenzione, la maggior parte ci dice per migliorare la mia performance scolastica. 72 i soggetti di cui la cooperativa CEIS si occupa quotidianamente. A Campocroce di Mogliano da una decina d'anni ci si è specializzati proprio sui giovani tra i 18 e i 28 anni e la concomitanza con la diffusione delle nuove sostanze non è casuale. La parte dell'intervento delle dipendenze si associa all'intervento della salute mentale. Questo mix diventa molto difficile, tant'è che stiamo spingendo anche verso la Regione perché sperimenti delle iniziative e delle attività che siano più precise rispetto a questo target.
Questo dunque il quadro. A proposito di giovani e giovanissimi, sono ore di apprensione e di angoscia per la scomparsa di Aya El Wadnouni di 16 anni, questa ragazza che è scomparsa dalla mattina di 2 giorni fa, dal 23 settembre scorso, ha fatto perdere le sue tracce, la vedete, ha altro 1,62 m, di corporatura magra, capelli castani e occhi castani, ha piercing con brillantino al naso, si è allontanata di casa appunto nella mattinata del 23 settembre scorso, 2 giorni fa. Al momento dell'allontanamento indossava una felpa di colore nero, un paio di pantaloni di colore grigio e scarpe nere da ginnastica. Chiunque ovviamente ha visti questa ragazza o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche in corso è pregato ovviamente di contattare il 112. Ha 16 anni, è residente a Fara di Soligo e si è allontanata di casa 2 giorni fa. È alta 1,62 m, ripeto, indossava una felpa di colore nero, un paio di pantaloni di colore grigio e scarpe da ginnastica nere. Quindi dobbiamo aiutare questa famiglia che è in grande apprensione per la scomparsa di questa ragazzina di appena 16 anni. Torniamo a parlare della grazia concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella all'ex guardia giurata Massimo Zen. Ieri sera in diretta abbiamo raccontato anche le emozioni appena appresa la notizia della moglie Franca Berto, che abbiamo sentito proprio in diretta ieri sera al telefono, le primissime impressioni. Oggi è il tempo anche di guardare a quello che è l'iter che porterà alla scarcerazione di Massimo Zen. Abbiamo parlato con l'avvocato di Massimo Zen e poi ancora oggi a mente fredda le parole ancora di Franca Berto, la moglie, che nel pomeriggio è andato a trovarlo proprio a Montorio Veronese. Mi sto prodigando già nella giornata di oggi per formulare al magistrato di sorveglianza di Verona un'applicazione provvisoria in via urgente dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Io l'istanza conto di depositarla entro sera, la sto scrivendo. Auspico per Massimo Zen e per i suoi familiari che questa decisione possa intervenire il prima possibile. Si procederà ad urgenza per consentire all'ex guardia giurata di Cittadella, Massimo Zen, di uscire nel più breve tempo possibile dal carcere veronese di Montorio, dove è detenuto da oltre 2 anni per l'omicidio volontario nel 2017 a Barcon di Vedelago di Manuel Maior, ladro in fuga quella sera dai carabinieri insieme ai complici a bordo di un'auto che il vigilante tentò di bloccare mettendo la sua di traverso ed esplodendo 3 colpi, uno dei quali uccise il giostraio 36enne. La grazia parziale concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli consentirà di beneficiare dell'eventuale applicazione della messa in prova al servizio sociale. Finalmente il signor Zen potrà dar corso alle cure necessarie, urgenti, delle quali ha bisogno, cure che ad oggi la struttura carceraria non è riuscita a somministrargli e che gli hanno comportato dei serissimi problemi di salute, con un calo ponderale da quando è detenuto di oltre 30 kg. Le precarie condizioni di salute, ma anche il risarcimento di 500.000 euro che l'assicurazione dell'azienda per cui lavorava ha versato alla famiglia della vittima, le motivazioni dell'atto di clemenza del Colle, di cui Zen è venuto a conoscenza quando la notizia era ormai di dominio pubblico, come ha raccontato al telefono alla moglie Franca Berto. E l'aveva saputo anche lui dalle guardie carcerarie che avevano visto il telegiornale, gliel'hanno detto e non ci credeva, però insomma ci siamo parlati finalmente ridendo e non con la pesantezza delle altre volte. Lui mi ha detto hai sentito? Io ho detto hai sentito? Gli fa sì, ma domani mi porti sulla biancheria, vero, quando vieni al colloquio? Cioè, quindi veramente non abbiamo neanche speso una parola. Eravamo increduli tutti e due. La notizia nel giorno dell'anniversario di matrimonio. Al colloquio settimanale sarà presente anche il figlio, una festa di famiglia, dice Franca, dopo la lunga sofferenza. Usciamo da un periodo veramente buio, abbiamo lottato, però è stata dura. Penso che ci abbia fortemente pesato e cambiato. Positivo o negativo? Per me è positivo. Ci ha insegnato a vivere ogni giorno appieno e a contornarci solo dei veri affetti, dice Franca, e a guardare in modo diverso la realtà al di là dei portoni delle carceri. A tutti noi può succedere in qualunque momento di finire in un baratro e quindi
Se mi sarà possibile, penso continuerò a supportare questo mondo carcerario. Se non ci saranno imprevisti, Zan lascerà a breve la cella. La moglie non si fa prendere dalla fretta, ha la serenità di chi sa di aver finalmente davanti una discesa. Abbiamo tenuto duro per 826 giorni, terremo duro per un altro po'. Ed è una vicenda, quella della Grazia Massimo Zan, che apre anche un dibattito che sta a metà tra la giustizia, il giudiziario e il politico, ed è un dibattito tutto interno, a quanto pare, a Fratelli d'Italia. Zan era diventato nel centrodestra uno dei simboli della legittima difesa del cittadino rispetto ai criminali. Il consigliere vicentino, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio, ieri sera ha brindato alla Grazia, ma il suo compagno di partito, Fabio Crea, avvocato della famiglia Maior, della vittima del 2017, lo accusa di strumentalizzare. Fumicidio volontario, dice, la legittima difesa non c'entra nulla. Signori, grande festa a Nanto. Mattarella ha appena firmato la grazia per la guardia giurata Zan. Dal Veneto una grandissima vittoria. La difesa è sempre legittima. Festeggiano la grazia concessa a Massimo Zan, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Gio Formaggio e il benzinaio Graziano Stacchio, che nel 2010 sparò e uccise un rapinatore durante l'assalto alla gioielleria di Roberto Zancan a Ponte di Nanto, venendo assolto. Dopo che nel 2024 il Quirinale aveva respinto l'istanza di clemenza nei confronti dell'ex guardia giurata condannata per omicidio volontario, il consigliere vicentino aveva avviato una nuova campagna per la scarcerazione del 54enne, sostenendo che il suo fu un atto di legittima difesa. E con queste parole adesso brinda, venendo però smentito all'interno del suo stesso partito dall'avvocato Fabio Crea, legale della famiglia del giostraio morto a Barcon di Vedelago. La grazia è stata concessa solamente per motivi di salute. La sentenza è definitiva. Ha statuito che l'omicidio è un omicidio volontario, è stata ipotizzata da Zan e dai suoi difensori una legittima difesa, ma è stata sempre respinta da tutti i tribunali, dal giudice di Treviso, dalla Corte d'Appello di Venezia e dalla Suprema Corte di Cassazione. Prendo atto e rispetto alla decisione del Presidente della Repubblica. Trovo molto meno condivisibile che questa decisione legittima da parte del Presidente della Repubblica venga utilizzata e strumentalizzata per far apparire come se è una decisione che dia in un certo senso ragione alle tesi difensive di una legittima difesa. Non c'entra nulla la legittima difesa e noi, come difensore della famiglia del ragazzo ucciso, pretendiamo che ogni parte politica e rappresentanti delle istituzioni, come noi rispettiamo la decisione del Capo dello Stato, rispettino quello che è stato l'accertamento da parte dei tribunali di una sentenza definitiva che ha escluso qualsiasi ipotesi di legittima difesa. Più equilibrata, secondo Crea, la reazione del presidente provinciale di Treviso di Fratelli d'Italia Claudio Borgia, secondo cui l'atto di grazia va accolto con rispetto e senso di giustizia. Lo Stato, ha detto, deve garantire sì la certezza della pena, ma deve dimostrare equilibrio, facendo riferimento alle precarie condizioni di salute di Zan. Altro è trasformare Zan in un simbolo della legittima difesa, come sia dai meloniani che dalla Lega qualcuno ha tentato di fare. Non ho problemi a criticare, come ho già fatto in una trasmissione direttamente di persona con l'amico Gio Formaggio, quella che è la sua presa di posizione, continuando ad affermare una situazione di legittima difesa che è totalmente smentita dagli atti processuali. E ancora la cronaca giudiziaria, ma restando a Treviso per parlare dell'omicidio Ceschin, a parlare nell'udienza di oggi Sergio Lorenzo, presunto organizzatore del delitto, che ha detto il marito non voleva che fosse toccata, dovevano solo spaventare Margherita. Lorenzone era sconvolto e arrabbiato quando seppe che avevano messo le mani addosso a Margherita. Non riesco a darmi pace, per quello che è successo non doveva morire. Parla, si sfoga, chiarisce la sua versione di quel drammatico giorno, il 23 giugno 2023, quando Margherita Ceschin, 72 anni, fu trovata uccisa nel suo appartamento a Conegliano. Sergio Lorenzo, difeso dall'avvocato Mauro Serpico, è uno degli imputati nel processo per la morte della donna, considerato dall'accusa uno degli organizzatori del piano criminale.
Lui quel giorno aveva accompagnato il fratello Joel e Matteo Garcia a Conegliano con il furgone che usava per lavoro. Lui dice non ha partecipato a quello che sarebbe diventato l'agguato mortale. Li ha portati abbastanza lontano dalla casa e loro hanno raggiunto l'abitazione in bicicletta. Poi qualcosa, dice, è andato storto. Quando sono tornati mio fratello piangeva e Garcia era arrabbiato. Solo quando siamo andati in Spagna ho saputo che la Ceschina era morta. Joel e Matteo si accusavano a vicenda, io ero molto spaventato. Alla domanda chi ha ucciso Margherita, Sergio dice di non sapere chi abbia materialmente ucciso la donna, ma di avere anche dei problemi a parlare della vicenda che riguarda il fratello. Morena Mazzocca è morta per le lesioni provocate dall'incidente. Questo quanto emerso dall'esame autoptico sul corpo della donna travolta mentre stava passeggiando a Castelfranco dopo aver accompagnato il figlio a scuola il 15 settembre scorso. Lo ricorderete, la tragedia lungo via Giotto. L'auto condotta da una 39enne aveva investito la donna Morena Mazzocca di Resana. Soccorsa e portata in ospedale in gravissime condizioni. Morena morì dopo 2 giorni per i gravi traumi riportati nell'impatto con la vettura. Sabato scorso invece la tragedia che ha visto Riccardo De Anna, 36 anni, precipitare durante un'escursione in montagna, in quella montagna che lui amava tanto, e oggi oltre 300 persone in Duomo a Montebelluna per l'ultimo saluto. La montagna che Gesù amava tanto, così come l'amava, la conosceva Riccardo. Un'omelia nella quale è stato ricordato come il 36enne adorasse le vette, una passione che lo aveva portato ad esplorare i monti, arrivando con il cuore fino a toccare quasi il cielo. Era la sua passione, si era appassionato di queste montagne che portano nel nostro cuore l'immagine di Dio, perché le montagne ci aiutano a salire, ci sembra di essere più vicini al cielo, il nostro cuore si alza verso la bellezza. Nel Duomo di Montebelluna la famiglia, gli amici, la fidanzata di Riccardo e quanti come lui amavano la montagna, quella stessa montagna che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. La tragedia, il 20 settembre scorso, il 36enne era andato a fare un'escursione sulle Torri di Neva, ad un tratto è precipitato per 80 metri durante una cordata in compagnia di un amico. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori al confine tra Cesio Maggiore e il Trentino Alto Adige. Avevamo una visione simile della vita e questo ci legava ancora di più. Condividevamo gli stessi valori, ha detto la sorella maggiore che ha voluto ricordare così Riccardo. La tua anima ora va nella luce e sono sicura che nostro padre Giovanni sarà lì ad accoglierti. Resterai sempre per sempre nel mio cuore, Riccardo. Buon viaggio. Montebelluna si è fermata per salutare l'ultima volta Riccardo con tante persone. Impresse le parole scritte sull'epigrafe, il libro fra le tue amate montagne. Non migliora il cielo in queste ore, ancora maltempo anche domani, ma il colpo di coda di ieri ha impressionato molti. Parliamo della nubifragine, ma soprattutto le violente grandinate che hanno colpito anche il territorio della Marca. L'abbiamo raccontato questa mattina in prima edizione, ma c'è in particolare un punto dove ha creato anche molta paura. Parliamo della sagra di Castelminio di Resana. Improvvisamente c'è stata proprio una grandinata fortissima che ha durato qualche minuto. Quello che è strano, non c'era acqua e non c'era vento. In 70 anni non abbiamo mai visto una cosa simile. Niente lampi né fulmini, nemmeno pioggia, solamente una fortissima grandinata che in pochi minuti si è battuta sulla sagra de Apoenta di Castelminio di Resana. Erano palline veramente grandi e qualcuna era grande quasi come una pallina da golf, se non anche di più. Talmente tanta la grandine caduta da aver sovraccaricato le grondaie. Una di queste, a metà capannone, ha ceduto sotto il peso del ghiaccio. Ci siamo un po' preoccupati nel vedere scendere quantitativi importanti di grandine, quindi tempestivamente abbiamo allertato le squadre di sicurezza, abbiamo sganciato tutte le grondaie della tensostruttura in modo tale da fare scendere tutto il carico di ghiaccio che c'era nel capannone. È chiaro, la gente si è un po' spaventata nel vedere scendere quantitativi così importanti, ma eravamo in piena sicurezza. Il tempestivo intervento delle squadre ha evitato conseguenze per le tante persone presenti. Dove c'è stato il cedimento della grondaia,
quella è una zona in sicurezza dove nessuno può sedersi ai tavoli. Niente invece è stato possibile fare per le auto parcheggiate all'esterno che hanno riportato danni alla carrozzeria. Anche la mia, che era parcheggiata fuori questa mattina con grande sorpresa, purtroppo le macchine lì non abbiamo potuto fare niente. Il maltempo ha coinvolto molti altri territori della Marca, l'area della Pedemontana da Valdobbiadene a Crespano, con strade, marciapiedi e giardini ricoperti da uno strato bianco, arrivando fino a Treviso e San Biagio di Callalta. Grandinate fortunatamente di dimensioni ridotte, salvo alcune eccezioni come a Quinto. Impressionante qui il blocco di ghiaccio formato da piccoli chicchi raccolto da una signora nel giardino della sua abitazione. Questo dunque per quanto riguarda la grandinata. Non si terrà domani pomeriggio in provincia la riunione per il sito di trattamento rifiuti ferroviari di via Croce a Mogliano. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana, venerdì, con un nostro servizio. Un annullamento, quello di domani, conseguente alla lettera presentata oggi dall'azienda proponente che ha ritirato la richiesta di ampliamento dell'area. Un progetto che subito aveva visto appunto contrarre la popolazione residente in quella zona a confine tra Preganziol e Mogliano. Anche quest'ultimo comune si era espresso negativamente rispetto al nuovo insediamento che, lo ricordiamo, avrebbe dovuto trattare materiale dismesso dalle tratte ferroviarie come traversine trattate chimicamente e ciottolato contaminato da idrocarburi. Queste erano le immagini della protesta di venerdì e c'è questa notizia che è arrivata con l'azienda che ha ritirato la richiesta di ampliamento dell'area, quindi c'è soddisfazione dunque tra Mogliano e Preganziol. E poi c'è la politica che riguarda anche l'ambiente. Nel frattempo vi dico che l'ennesima fumata nera per quanto riguarda il centrodestra, con Matteo Salvini che in queste ore ha detto sul Veneto, la Puglia e la Campania conto che la settimana prossima sia quella giusta e poi si cominci. Così il leader della Lega Matteo Salvini arrivando a Macerata per un comizio con il candidato presidente del centrodestra Francesco Acquaroli, conversando con i giornalisti delle candidature per le altre elezioni regionali che si terranno a fine novembre. Dunque Salvini dice la settimana prossima sarà quella giusta, quindi non oggi, non domani e nemmeno nel fine settimana, quanto dice Matteo Salvini. Nel frattempo la nuova delibera della Giunta regionale che regolamenta i pani e vin scuote la maggioranza a Palazzo Balbi ed è una scontro tutto interno alla Lega. Il capogruppo della lista Zaia Villanova che critica il provvedimento dell'assessore Bottacin che dalla sua dice la tradizione non viene toccata. Non è nessuna frecciatina contro Giampaolo, è una questione che secondo me vanno messi dei punti chiari e fissi sul fatto che non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a queste tradizioni. Probabilmente Alberto, non avendo come dire contezza precisamente del provvedimento, è uscito così, ma insomma io condivido quello che dice lui, che alcune posizioni dell'Europa sono eccessivamente intransigenti. Un chiarimento, seppur a distanza, c'è stato tra il capogruppo della lista Zaia in Consiglio regionale Alberto Villanova e l'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, ospite del direttore Luigi Bacciagli a Focus TG. Al centro la delibera che regolamenta i pane e vine e che stabilisce la possibilità per un comune di organizzare 2 eventi all'anno comunicandoli anticipatamente e utilizzando sostanze non inquinanti. E proprio sul termine eventi che l'assessore all'ambiente fa la prima puntualizzazione. Il che significa che un sindaco lo autorizza nel suo comune in occasione dell'evento il pan e vin, ma se tradizionalmente in quel comune, faccio un esempio, venivano fatti 3 falò, può autorizzare 3 falò, perché si parla di evento, non di numero di falò. E su questo abbiamo dato un chiarimento anche alle province, formale, come regione, nei giorni scorsi, proprio per spiegare che si parla di evento. Quindi non vedo motivi di creare questo allarmismo, creare questa polemica interna. Dalla sua Villanova chiarisce che molti cittadini, letta la delibera, si sono preoccupati, da qui la decisione di diffondere un comunicato nel quale definiva le restrizioni sui pane e vin come
qualcosa fuori dal mondo. Si sono allarmati perché hanno visto il Panevin sotto attacco e quindi ci tenevo a far sapere al territorio che la nostra amministrazione è sempre stata vicina a questa tradizione, in particolar modo il presidente Zaia. Insomma, la delibera proprio non convince il capogruppo della lista Zaia. In qualche modo le va a limitare e in qualche modo le rende corresponsabili di quella che è una situazione dal punto di vista della qualità dell'aria. Ripeto, non credo sia un giorno all'anno che va a modificare così tanto quella che è la situazione ambientale della nostra regione e credo che con il contributo attivo delle Proloco, che si sono sempre rese molto disponibili, si possa mantenere in piedi una tradizione che è ben voluta da tutti nel nostro territorio, che come dicevo prima va assolutamente mantenuta. Tradizione che anche Bottaccin assicura non verrà toccata. Vi ringrazio per darmi la possibilità di chiarire e rassicurare tutti i veneti che non ci sarà alcun blocco del pan e vin, verranno garantite le tradizioni. Queste dunque le parole di Bottaccin, adesso noi andiamo velocemente in pubblicità, poi ancora in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, una bufera, accuse pesanti, la sospensione decisa dal sindacato, dopo mesi parla di questo periodo difficile ma anche del futuro, il molto storico della CGIL. Paolino Barbiero. Non li ho vissuti bene, però alla fine conta quello che è successo e quello che dovrà succedere. Racconta così questi ultimi mesi Paolino Barbiero, storico volto della CGIL di Treviso, dopo la bufera che lo ha travolto per un presunto cumulo di stipendi percepiti negli ultimi 10 anni e che ha portato alla decisione della commissione di garanzia del sindacato nazionale. La delibera mi ha sospeso per un anno da una serie di incarichi, continuerò a svolgere altre attività e dare una mano laddove le conoscenze che ho possono essere utili, sempre a servizio dei cittadini e degli iscritti. A breve gli verrà comunicato quando inizieranno di fatto i 12 mesi di sospensione, ma Barbiero ha intenzione di continuare ad operare nel sindacato, che descrive come una grande organizzazione che è cresciuta negli anni anche grazie ai dirigenti che insieme a lui hanno collaborato. Nel frattempo, ripeto, io continuerò a dare una mano laddove è possibile fare cose che non vanno a interferire con la sospensione. Barbiero ha sempre difeso la sua posizione, forte anche di quanto stabilito dagli ispettori. Nessun dolo, che quello che è stato fatto è tutto regolare in termini di contabilità e quant'altro, era solo un compenso per un'attività aggiuntiva che io faccio. Io so che i lavoratori quando fanno straordinario chiedono di essere pagati, se io faccio delle attività aggiuntive non capisco perché devo, come si dice, non poterlo fare senza avere un compenso. Ma in tutta questa vicenda resta per lui una profonda amarezza. L'idea che mi sono fatto è che ci sono persone che invece di fare politica a viso aperto e discutere dei problemi che non vanno, seguono le scorciatoie delle lettere anonime infangando le persone, sapendo che questo non risolverà comunque eventuali problemi che ci fossero stati da risolvere, perché appunto in politica, se c'è la trasparenza e la discussione con la P maiuscola, i problemi si risolvono e si risolvono meglio e la gente capisce anche quello che sta succedendo, quello che si vuole fare e dove si vuole andare per migliorare le condizioni di chi rappresentiamo. Un anno passa, ne sono passati 40, passerà anche questo. Intanto proprio la CGIL è tra i protagonisti del protocollo che è stato firmato oggi insieme a Savno per un aiuto concreto verso le famiglie a basso reddito, fino al 30% di sconto sulle bollette di luce e gas nei 44 comuni serviti proprio da Savno. Un accordo tra diverse entità che prevede la Tassavno, quindi il CIT, Bioenergie e la CGIL attraverso la TAICAF per dare in realtà un supporto alle utenze deboli nel sostentamento in riferimento al costo dell'energia elettrica. Un'iniziativa congiunta per fornire sconti sulle tariffe di gas ed energia alle famiglie in difficoltà economica nei 44 comuni serviti da Savno. Grazie a un protocollo firmato assieme a Bioenergie Italiane, il Consiglio di Bacino Sinistra Piave e la CGIL di Treviso. Venire incontro a quelli che sono i costi fissi che una famiglia ha nella propria quotidianità, quindi le bollette, quelle che e tutto quello che ci sta dietro, ovviamente per noi è un atto importante, un passo importante per venire incontro alle difficoltà appunto di queste famiglie. Gli sconti saranno applicati direttamente in bolletta ai clienti che stipuleranno un contratto con Bioenergie Italiane. Per chi ha un ISEE fino ai 18.000 euro, lo sconto sarà del 30% sulla quota fissa, scende
scende al 15% per chi ha un reddito fino a 40.000 euro. Un sostegno che guarda anche agli anziani. A chi non ha una pensione significativa, che ha difficoltà, il nostro gruppo dà sicuramente dei grandi vantaggi. L'iniziativa si inserisce in un modello di economia circolare e i rifiuti organici trattati diventano biogas e biometano. L'obiettivo è quello di essere solidali verso il territorio. Siamo un'azienda del territorio, prendiamo il rifiuto del territorio e con questo beneficio lo trasformiamo in particolare in energia. Bioenergia italiane, con il marchio Bionit, vuole riportare questa energia a chi effettivamente ha dato questo rifiuto. Un'energia pulita che non solo alimenta famiglie e imprese, ma sostiene anche realtà sociali come Casa Vittoria, Coop, Vita Down, da anni impegnata nell'inserimento lavorativo di persone con sindrome di Down. Significa anche incentivare iniziative come quelle di Savno verso famiglie che hanno un bisogno economico e noi lo facciamo con il nostro strumento, cioè le bollette, abbassiamo il costo della fornitura di energia elettrica. Oppure lo facciamo nei confronti di aziende o cooperative come quella appunto di Casa Vittoria. Abbiamo parlato all'inizio del nostro telegiornale dell'allarme droga tra giovani e giovanissimi, è strettamente legato a un'altra forma di dipendenza, quello ovviamente che riguarda il digitale. E allora a Resana c'è l'iniziativa importante dei patti digitali. L'obiettivo è chiaro: promuovere un uso consapevole e condiviso del digitale, in particolare tra bambini e ragazzi, in un periodo storico dove cellulari, tablet e computer sono apparecchiature usate e a volte abusate, soprattutto fra giovanissimi. A Resana sono nati così i patti digitali per le famiglie. Io, come tanti genitori, abbiamo avuto la necessità di condividere un percorso per decidere insieme delle regole comuni per permettere ai ragazzi di vivere in maniera corretta rispetto alla loro età l'uso dei patti digitali. Un esempio è la raccomandazione di posticipare l'uso autonomo dello smartphone fino al termine della seconda media, oltre alla proibizione assoluta di dispositivi digitali sotto i 2 anni di età. Si tratta di regole e linee guida per l'uso consapevole e responsabile della tecnologia da parte di bambini e ragazzi, promuovendo il benessere e la crescita sana. Il percorso ha preso forma grazie a un gruppo di lavoro composto da genitori e realtà educative del territorio. La sfida è lanciata, ha spiegato il sindaco Stefano Bosa. Si tratta di un'iniziativa partita dal basso, ovvero dalle famiglie, per poi essere accolta da una comunità educante più ampia che comprende comune, scuola, parrocchie, associazioni e tutti coloro che hanno a cuore il benessere digitale dei nostri figli. No ad un divieto assoluto dell'uso del cellulare da parte dei bambini, ma piuttosto una educazione digitale che parte da questi patti e continuerà poi con diversi incontri per le famiglie. Abbiamo presentato, primo comune in Italia, i patti digitali per il benessere digitale della nostra comunità per le 3 fasce di età 0-6 anni, 6-11 anni, 11-14 anni e oltre. I patti digitali saranno condivisi anche con associazioni ed altri enti del territorio, con l'obiettivo di renderli uno strumento concreto di riferimento per la comunità educante locale. L'assegnazione oggi importante dei campionati mondiali di ciclocross 2029 che vanno a Spresiano e che appunto si svolgeranno nel scenario delle Bandie a Spresiano. Una notizia che ha portato ovviamente a diverse reazioni importanti, a partire dal sindaco di Treviso Mario Conte e dal sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Il ciclismo nel Trevigiano è una vera e propria cultura, ha detto Conte, che attraversa generazioni e che anche oggi costituisce parte dell'identità sportiva, grazie anche a persone come Remo Mosole, ovviamente, che con la sua mentalità vincente ha contribuito concretamente al raggiungimento di questi traguardi. L'arrivo dei mondiali di ciclocross 2029 a Spresiano, ha detto anche il sindaco Marco Della Pietra, rappresenta una grande opportunità non solo per il nostro comune ma per l'intera provincia di Treviso. Quindi la soddisfazione per questa importante assegnazione
dei mondiali di ciclocross 2029 a Spresiano. C'è un appuntamento importante che inizia in questo fine settimana per Montebelluna e per tutta la sezione di Treviso. È un appuntamento con 3 giorni di eventi a partire da domani sera con il concerto del Coro dei Cori che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 20:15, subito dopo il telegiornale. È l'ossario più piccolo d'Italia e per questo probabilmente anche poco conosciuto, certamente non per chi abita lì, ma anche all'interno del nostro mondo, della nostra famiglia alpina. Il pellegrinaggio delle Penne Nere al Sacrario di Santa Lucia a Biadene sarà sicuramente uno dei momenti più toccanti del raduno sezionale organizzato per questo fine settimana. Un corteo che partirà dal memoriale della Grande Guerra di Villa Pisani per rendere omaggio a questi soldati. Un momento di ricordo comune e per questo gli alpini attendono tutta la popolazione. Io spero che venga numerosa perché quell'ossario è stato voluto 100 anni fa proprio dagli abitanti di Biadene, che attraverso una sottoscrizione ha coinvolto appunto tutto il paese per poter portare a casa i propri caduti. Memoria in questi marmi, ma anche memoria nei canti, con il concerto del Coro dei Cori che aprirà venerdì sera la 3 giorni sezionale. Ci sarà un concerto alla chiesa di Santa Maria in Colle a Montebelluna, dove il Coro dei Cori, cioè l'insieme dei 7 cori sezionali, si esibirà. Un concerto che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 20:15 e dove ci sarà spazio anche per un concorso canoro. Verrà premiata la canzone vincitrice di questa terza edizione del concorso, Nuove risonanze alpine. Sabato pomeriggio dalle 15:30 l'omaggio al Sacrario di Biadene e domenica dalle 9:30 la sfilata delle Penne Nere, con al termine uno dei riti alpini che qui si compierà per la prima volta. Con partenza dal Meme, ma poi ci recheremo in sfilata in centro città, a Montebelluna, dove ci saranno le allocuzioni, la cerimonia prima degli onori ai caduti e poi il passaggio, il testimone del raduno sezionale, la stecca, come noi la chiamiamo, tra i 2 gruppi che quest'anno hanno organizzato il raduno e il gruppo di Oderzo che il prossimo anno organizzerà il raduno sezionale. Appuntamento dunque domani sera, dopo il nostro telegiornale alle 20:15, ma ve lo ricorderemo anche domani con un collegamento con il nostro Lucio Zanato proprio da Montebelluna. Adesso noi invece andiamo nel bellunese. E la cronaca in primo piano perché a Cortina d'Ampezzo la Guardia di Finanza ha scoperchiato un giro milionario di affitti turistici con servizi alberghieri mascherati da semplici locazioni. Un paradiso per i turisti, ma anche terreno fertile per chi prova a fare il furbo con il fisco. A Cortina d'Ampezzo la compagnia della Guardia di Finanza ha messo nel mirino una società di gestione immobiliare operante nel settore degli affitti brevi. Dietro facciata legale si nascondeva un'evasione dell'IVA da 670.000 euro, maturata tra il 2019 e il 2024. Un'attività prettamente di polizia economico-finanziaria dove è stata individuata una società della provincia di Belluno che operava nel territorio ampezzano sostanzialmente con la funzione di property manager. Attraverso un'accurata attività di intelligence, analisi digitale forense, incrocio dati e controlli su piattaforme come Airbnb, Booking e Expedia, i finanzieri hanno ricostruito l'intero giro d'affari, 6.700.000 euro, per servizi ricettivi extra che avrebbero dovuto essere tassati con IVA al 10%, come previsto dalla normativa. Si tratta sostanzialmente di servizi di varia natura, quindi i cambi ulteriori di asciugamani, biancheria, pulizia extra dei locali, noleggio di biciclette, elargizione di buoni sconto presso esercizi convenzionati, late check-in e late check-out. Ognuno di questi servizi aveva una propria tariffa. Servizi che per legge sono imponibili, peccato che quelli imposti
proposta in realtà non veniva mai applicata, un comportamento che ha fatto scattare il campanello d'allarme. La società di fatto operava al di fuori del regime fiscale corretto, facendo concorrenza sleale agli operatori regolari. Un'indagine meticolosa, frutto di attività mirata e preventiva, che conferma l'attenzione della Guardia di Finanza sul comparto turistico e immobiliare, specie in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, quando l'area sarà sotto i riflettori del mondo e purtroppo anche sotto quelli di chi cerca scorciatoie illecite. Il settore immobiliare è preponderante nella conca ampezzana e in questo caso abbiamo individuato una grossa evasione fiscale, non se ne esclude che se ne possano verificare altre. In generale, in questo periodo il monitoraggio delle fiamme gialle nella conca ampezzana è a largo raggio, sulle opere olimpiche, sugli interventi che si stanno realizzando con la spesa pubblica, sulla disciplina antiriciclaggio, interventi svolti sia in forma autonoma che attraverso la collaborazione della Prefettura di Belluno e delle altre forze di polizia. A proposito di attività ricettive, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro effettuano controlli a tappeto e in Agordino scoprono e sospendono l'attività di un albergo privo del piano di emergenza e di evacuazione. È senza sosta l'attività del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Belluno, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in primo piano. Nell'ultimo periodo, tra gli interventi più rilevanti, il NIL ha sospeso l'attività imprenditoriale di un albergo situato nella zona dell'Agordino, risultato privo del piano di emergenza ed evacuazione, documento fondamentale che definisce le procedure da seguire in caso di calamità o altre situazioni di pericolo a tutela degli occupanti. I controlli però hanno interessato altri comuni, da Cortina a Domegge, da Pieve di Cadore a Feltre, Pedavena, Setteville, Santa Giustina e Borgo Valbelluna, e hanno permesso di riscontrare la presenza di numerose inadempienze. 12 le aziende individuate, tra cui 5 cantieri edili, un albergo, 2 aziende agricole, 2 industrie manifatturiere, un centro estetico, un esercizio commerciale. Tutte le violazioni accertate riguardano la normativa vigente in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e riguardano la formazione dei lavoratori, la mancata sorveglianza sanitaria, l'omessa consegna dei dispositivi di protezione individuale, il distacco di lavoratori privo dei requisiti di legge, luoghi e attrezzature non conformi ai requisiti generali di sicurezza. Nei cantieri mancate recinzioni, pericolo di caduta e installazione non autorizzata di impianti di videosorveglianza nei locali aziendali. Complessivamente sono state elevate sanzioni e ammende per 100.000 euro. Forte preoccupazione per l'incertezza che ancora grava sul futuro dei centri antiviolenze e le case rifugio del Veneto, espressa in una nota del PD provinciale di Belluno. Negli ultimi anni i dati dimostrano che la domanda di aiuto è cresciuta. A Belluno dal 2004 ad oggi il CAV, Centro Antiviolenza, ha accolto oltre 1.800 donne. Nel solo 2024 sono state 181, il numero più alto degli ultimi 20 anni. Per questo servono risorse strutturali e non proroghe infinite, sottolinea il PD provinciale, che guarda ai centri antiviolenza come presidio essenziale di civiltà e di giustizia sociale. La mobilitazione provinciale e regionale perciò resta per la revisione del testo formulata dall'intesa Stato-Regioni, che prevede la reperibilità di centri H24, misura impraticabile senza un conseguente aumento dei finanziamenti. Toccherà ovviamente il bellunese, ma anche il veneziano, anche la Marca trevigiana. Parliamo della mostra itinerante dedicata alla vita e alla eredità spirituale di Giovanni Paolo I, Albino Luciani. È durato solo 34 giorni, eppure il suo pontificato ha lasciato un segno profondo, quello di un uomo straordinario. Ma chi era davvero Albino Luciani, il sacerdote di montagna, diventato pontefice, poi beato? La mostra itinerante Giovanni Paolo I, un papa inatteso, cerca di dare una risposta mostrando il volto di un uomo che nella sua semplicità celava una grandissima modernità. Inatteso perché in primis lui stesso non si attendeva di essere lì eletto pontefice, inatteso perché per il nome che si è dato, quindi il doppio nome, il primo papa nella storia a darsi il doppio nome, e infine inatteso perché ha cambiato i paradigmi del dialogo tra un pontefice e le persone, usando quel linguaggio del quotidiano
già dal primo Angelus. La mostra, realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Treviso Belluno, dall'associazione Rivela, farà tappa nei luoghi del Veneto legati a Papa Giovanni Paolo I, Belluno, Derzo, Vittorio Veneto, Treviso, Venezia e Padova. L'idea della mostra è nata dalla catalogazione dei libri di Albino Luciani, in particolare dai versi di una poesia di Trilussa, dove viene sottolineato che la morte è spesso meglio della vita, ma l'amore è più forte della morte. Ecco, leggere appunto una sottolineatura così di Papa Luciani sull'amore commuove in un mondo come quello di oggi, soprattutto dell'amore coniugale. Alla mostra ha collaborato anche il Museo Casa Natale Beato Giovanni Paolo I con il prestito di alcuni oggetti. La falce, per significare con quanta fatica lui abbia fatto da ragazzo a vivere nel cuore delle Dolomiti, condividendo la vita da contadino della sua famiglia. E poi i libri, perché si è formato culturalmente, è stato uno dei papi più colti del Novecento e più originali del Novecento. E poi la veste talare bianca papale, perché a significare che il suo pontificato è completo nonostante la sua brevità. Un uomo ed un papa straordinariamente moderno che, pur nella brevità del suo pontificato, avviò relazioni importanti per la pace. Oggi più che mai c'è bisogno di questa pace. Il suo pontificato è stato un riferimento per questo tentativo, che non ha potuto continuare ovviamente per la brevità, ma che è stato un momento di grande speranza già nel 1978. Con questo servizio si chiude il telegiornale di Treviso. Grazie per averci seguito e arrivederci.